Flusider è un'azienda che è attiva nel mondo del fissaggio da oltre 50 anni, è stata fondata nel lontano 1966. L'azienda è nata con la produzione di vitrerie per legno a supporto dei produttori locali di mobili e sedie. Siamo nel triangolo della sedia, quindi fino a pochi anni fa si produceva l'80% delle sedie che venivano poi spedite in giro per tutto il mondo. Col tempo l'azienda è cresciuta e ha affiancato alla produzione di vitrerie per legno, le vitrerie per coperture, quindi per fissaggi, pannelli sandwich piuttosto che lignei, ancoranti plastici, la produzione di ancoranti metallici e infine anche degli ancoranti chimici. Oggi occupa circa 170 persone, abbiamo un catalogo con oltre 7.000 articoli, di cui direi oltre 2.000 sono certificati CE. Tra questi spiccano le soluzioni per i fissaggi in area sismica con ancoranti metallici e chimici che sono certificati sismici C1 e C2 con le massime qualifiche che si possono ottenere su queste tipologie di prodotti. Dal punto di vista produttivo siamo attrezzati con numerose presse per lo stampaggio, quindi siamo un'azienda che produce in Italia, quindi stampaggio dell'acciaio e rottura dell'acciaio a freddo. Lavoriamo circa 4.000 tonnellate di acciaio all'anno, giusto per dare un'idea dei volumi in gioco. E ovviamente abbiamo una serie di presse per lo stampaggio della plastica, quindi dei nostri tasselli plastici, e un magazzino con circa 12.000 posti pallet che ci garantisce un elevato livello di servizio ai nostri clienti, che tipicamente sono chiaramente a magazzini edili oppure aziende anche produttrici di strutture metalliche piuttosto che lignee e quant'altro. Ecco, questa è un po' la Freusider oggi. Eh, Fatturiamo circa un 50 milioni di euro, di cui il 40% è fatturato all'estero. Siamo presenti in circa 30 nazioni europee e 60 nazioni a livello mondiale. Dal 2008 facciamo parte anche del gruppo Etanco, che è il leader europeo per la produzione di sottostrutture per facciate ventilate. Facciate ventilate che cominciano anche ad affacciarsi nel mondo delle strutture lignee, con un prodotto molto interessante e molto versatile. Ecco, questo è FreeSeeder, quindi possiamo anche passare oltre e andare, diciamo, alla presentazione No, andiamo nella presentazione, condividiamo appunto qualche slide e veniamo appunto all'attacco a terra e quindi chiedo quale soluzioni propone per l'attacco a terra. Abbiamo detto un nodo molto particolare, molto delicato negli edifici in legno e quindi cerchiamo di capire questo particolare che è sempre nascosto, ma se non ci fosse guai. Esatto, esatto. Allora, una premessa, già da molti anni noi collaboriamo col Politecnico di Milano. Chiedo conferma se si vede Vedi? correttamente la presentazione. Perfetto. Sì. Eh, Collaboriamo col Politecnico di Milano proprio per lo sviluppo dei nostri ancoranti sismici. E, Tra parentesi sono anche una università che ha un laboratorio che è lo stato dell'arte nei test per i fissaggi su calcestruzzo e sottocarichi ciclici, per cui veramente sono un punto di riferimento per tutti i produttori europei, direi, di ancoranti. Per cui questo lavoro sinergico è stato anche una sollecitazione a indagare degli aspetti che abbiamo scoperto non proprio con molta letteratura scientifica nel merito, quindi degli aspetti proprio legati all'attacco a terra e al comportamento dell'attacco a terra in una fondazione sotto sollecitazione sismica. Prima nell'intervento abbiamo visto il, il test fatto da Wolfhouse sulla piattaforma vibrante. Ecco, questi test sono molto validi, ci danno tantissime informazioni, però tendenzialmente abbiamo visto che sono sempre stati fatti su piattaforme metalliche, quindi per certi versi è stato escluso quello che è il comportamento del calcestruzzo alla fondazione. Quindi vi faccio vedere quello che è il lavoro che ci ha portato prima allo studio, alla verifica e poi alla progettazione del primo hold down, un certificato per azioni sismiche.
Quindi parliamo dello down, quindi che è l'attacco a terra, che garantisce proprio la stabilità strutturale della struttura lignea. Dal punto di vista normativo è un nodo molto particolare perché qui insistono veramente molte norme di progetto e norme di prodotto. Si parla dell'Eurocodice 5 per quanto riguarda la parte linea, la fondazione tassello secondo l'Eurocodice 2 e tutta un'altra serie di norme di prodotto molto importanti che quindi veramente fanno sì che la progettazione di questo nodo non sia poi così scontata. In più abbiamo l'NTC 2018 che impongono anche l'utilizzo di ancoranti con la qualifica Sismic C2, che è la qualifica maggiore, la più estrema. E addirittura ci obbligano a utilizzarlo per qualsiasi tipo di struttura, quindi che sia un ospedale, che sia una pergola con elementi strutturali importanti, e siamo in ambito sismico, dobbiamo utilizzare appunto tasselli con certificazione sismica C2. Cosa vuol dire in termini pratici Sismic C2? Qui vi mostro la scheda tecnica del nostro ancorante ATS e poi potete notare se siamo su un calcestruzzo non fessurato, quindi una classica platea normale, in condizioni normali, il tassello più grande mi tiene circa 90 kN. Se andiamo in un calcestruzzo fessurato, quindi con già delle problemi di cricca, il carico diminuisce a circa 60 kN. Se siamo in ambito sismico con categoria sismica C2, il carico diventa 40 kN, quindi sostanzialmente si dimezza. Visto al contrario, a parità di carico io devo utilizzare tasselli con diametri molto più grossi e questo mi porta a dover fare molta attenzione a come progetto le fondazioni, quindi a verificare per bene quali sono per esempio le distanze tra i bordi, le distanze tra i tasselli che siano corrette e conformi al tassello. Quindi è una cosa abbastanza importante, evitare anche condizioni critiche, per esempio in quest'angolo dove sono previsti due ancoraggi, lì si poteva dal punto di vista molto pratico aggiungerci un po' di calcestruzzo e un po' di armatura per evitare che in condizioni critiche di un sisma quell'angolo lì possa cedere dalla sollecitazione dei due tasselli proprio messi veramente in punti molto vicini. Fare attenzione anche poi a quello che è l'aspetto pratico dell'installazione, che spesso viene sottovalutata. I tasselli hanno il grande problema che la polvere è il loro nemico. Se poi utilizziamo dei fissaggi chimici, la cosa veramente si incrementa in termini di problematiche. Vedete quella tabellina che vi ho messo a fianco, un foro pulito correttamente con tutti i cicli di pulizia previsti, mi porta circa 88 kN. Se faccio una semplice soffiata col compressore, come spesso si vede fare in cantiere, le tenute veramente si dimezzano. Quindi bisogna porre attenzione proprio anche a questi aspetti pratici e stare molto attenti, magari anche prevederli in qualche maniera. Ecco, il lavoro che abbiamo fatto col Politecnico si è attualizzato con una prima serie di test, di campagne di verifiche, e appunto andando a verificare quello che è il comportamento complessivo di tutto il sistema di fissaggio, quindi non solo come si comporta l'all down a sé stante fissato con la chiodatura, ma contestualizzato e quindi inserito all'interno di un sistema proprio calcestruzzo, ancorante, all down e la parete lignea. La linea trazzeggiata in nero rappresenta il carico massimo a cui un all down si rompe, quindi vedete circa 100 kN, ma dai test che abbiamo fatto abbiamo visto che l'elemento critico del sistema di fissaggio sono proprio gli ancoranti, che sia un ancorante meccanico, sia un ancorante chimico e fossidico hanno ceduto circa 70 kN, quindi proprio è il punto chiave perché ci mostra che l'elemento critico in tutto questo sistema è l'ancorante, quindi
abbiamo lavorato per cercare una soluzione che in caso di evento sismico ci porti a un cedimento controllato come si dice, come poter dire, è sicuro di come si comporta il nostro down, evitando quindi la rottura fragile sia dello down stesso, sia in particolare della chiodatura e della fondazione. Questo ha portato alla creazione di questo sistema all'interno dello down che ci consente di concentrare la capacità dissipativa del sistema di ancoraggio in una zona centrale e salvaguardare i fissaggi e i supporti. Quindi una sorta di fusibile che preserva sia l'ancorante e cede in maniera controllata e con un modo di cedimento ben definito. E questo ci apre la possibilità di anche progettare con la gerarchia delle resistenze in maniera completa. Il tutto poi è stato testato di nuovo e abbiamo prodotto un'ETA e andando a cercare proprio di certificare proprio tutto il sistema completo, quindi un approccio direi olistico, quindi non focalizzato poi alle prestazioni del singolo all down, ma valutando proprio l'intero sistema di fissaggio, a partire dai tasselli fino alla struttura lignea. Il progetto ha portato alla creazione di due serie di prodotti, gli angolari classici per il fissaggio su delle platee e gli all down invece piatti che, per il fissaggio su pilastrini rialzati. Molto interessante è stata anche proprio la ricerca fatta su questa tipologia di prodotto, perché ci ha evidenziato le criticità che avevamo verificato a livello numerico, però poi appunto si sono anche verificate in fase di test. Sostanzialmente, come potete vedere in questa immagine, anziché cedere la parte che si poteva plasticizzare, abbiamo avuto una rottura fragile nella zona del foro. Il carico massimo di progetto era stato raggiunto, però abbiamo avuto una rottura per rifolamento del foro anziché una rottura, un cedimento plastico della zona prevista dove dovesse strecciarsi, diciamo così, il piatto. Questo appunto ci ha portato a un perfezionamento del prodotto e a inserire un anello che distribuisce meglio gli sforzi all'interno del foro e quindi superare il problema. Da notare anche che in un altro caso abbiamo avuto un problema legato proprio al ferro d'armatura all'interno del pilastrino che è stato un invito quasi al cedimento del pilastrino. Quindi anche lì dovremmo lavorare molto, molto bene per andare a creare un'armatura che sia corretta e che consenta l'esecuzione dei carichi all'interno del calcestruzzo in maniera molto precisa e coerente. Dal punto di vista dei test ciclici, a sinistra vediamo quello che era il comportamento del mio all down, del primo test che abbiamo fatto, che abbiamo visto all'inizio, quindi un all down che mi tiene circa 100 kN a rottura, però con una rottura molto fragile, quindi veramente uno spostamento molto minimo se è subito rotto, totalmente. Mentre il mio slow down Sismic Down ha un comportamento plastico molto elevato ed è rappresentato da quell'area gialla che vedete nel grafico ed è quindi proprio rappresenta quello che è l'assorbimento dell'energia da parte dell'all down durante un evento sismico. Come dicevo, il prodotto è stato certificato ed ci ha portato alla primo ETA in assoluto, direi, con le performance sismiche certificate. Come accennavo anche prima, questo fa sì che la duttilità non è più demandata ai connettori a gambo cilindrico, ma direttamente alla staffa metallica.
quindi abbiamo la possibilità proprio di poter progettare secondo la gerarchia delle resistenze in maniera molto precisa. Abbiamo degli aiuti alla progettazione, come dicevo prima, poc'anzi, tutta la gerarchia delle resistenze spiegata in modo chiaro. Abbiamo anche una serie di tabelle con dei predimensionamenti dell'armatura aggiuntiva per contenere il cono del calcestruzzo in maniera tale da evitare le rotture fragili, ulteriori rotture fragili per estrazione, per sfilamento del tassello. Per semplificare poi anche l'attività in cantiere di progettazione, anche la vendita poi da parte della nostra rivendita del prodotto, abbiamo creato dei kit già pronti all'uso, sostanzialmente, con il fissaggio completo che è adatto al singolo down. Quindi abbiamo il kit con il fissaggio chimico, il kit con il tassello meccanico, la TS Evo, e lo down plate con anche questo con il tassello meccanico ATS Evo. Ecco, questo è un po' il risultato del lavoro che abbiamo fatto col Politecnico e stiamo lavorando anche per, siamo in fasi finali, anche per la produzione dell'angolare per forza di taglio, sempre con una certificazione sismica, che penso vedrà la Perfetto. luce nella metà di quest'anno. Ottimo, è una buona notizia questa. Sì. Un'altra domanda vorrei farle, oltre agli hold down che abbiamo appena visto, quali altri sistemi di connessione voi avete a disposizione come Friul Seeder da utilizzare negli edifici in legno? Non mi riferisco solo magari all'edificio nuovo in legno, ma anche magari per il recupero anche di parti lignee che sono tipiche magari anche del nostro costruito. Esatto, sì, sì. Allora, qualche slide giusto per illustrare al meglio i prodotti per il mondo del legno. Intanto vi invito a scaricare dal nostro sito il nostro catalogo tecnico, fresco di stampa direi, di produzione. L'abbiamo realizzato anche con la collaborazione dell'ingegner Lauriora, luminare del settore direi. Quindi diciamo come produzione noi abbiamo veramente una vasta gamma di prodotti per il mondo del legno. Stiamo parlando di viti strutturali portanti, eh, come quelle che rappresentate qui, fino anche allo staffaggio proprio per il fissaggio degli elementi portanti della struttura. Eh, Ovviamente sono tutti prodotti certificati CE e con un occhio a sia alle prestazioni, ma non alle prestazioni in assoluto, quanto alle prestazioni sempre in un'ottica di ambito sismico, quindi privilegiando la duttilità degli elementi, non la tenuta massima, la rottura dell'elemento. Già da sempre praticamente abbiamo dei test anche empirici ormai consolidati che ci danno per esempio l'applicatura hanno oltre 90 gradi delle nostre viti nella zona del filetto per garantire proprio che il nostro prodotto sia veramente duttile. E sostanzialmente abbiamo un po' anticipato quello che nel progetto di norma della N14592 verrà introdotto, quindi proprio un test per determinare le caratteristiche sottocarichi ciclici delle viterie. Quindi sì, è un tema che vediamo caro già da molti anni in questo senso. E abbiamo dei prodotti anche specifici per il fissaggio delle pareti ventilate, come accennavo prima, piuttosto che dei pacchetti di isolamento in copertura o parete, che consentono anche di velocizzare il fissaggio e aumentare anche le performance del pacchetto isolante. Venendo al recupero, è un tema anche del nostro costruito, delle nostre strutture che possono essere sia in città, palazzi di un certo pregio anche, piuttosto anche che il costruito in campagna, quindi strutture rurali che comunque possono presentare degli impalcati veramente interessanti dal punto di vista architettonico e di recupero.
La soluzione che viene tipicamente utilizzata per il recupero sono i solai collaboranti in legno calcestruzzo, e quindi questo ci consente di adeguare strutture non performanti dal punto di vista strutturale, possiamo adeguare alle attuali norme che impongono dei carichi portanti di un certo tipo. Quindi la proposta che abbiamo è il nostro connettore per solai collaboranti. Abbiamo due modelli, due misure esattamente, che ci consentono di fare questa attività. È un prodotto molto facile da installare, può essere installato anche da manodopera non estremamente specializzata. La cosa molto interessante di questo prodotto è che ci consente di poter, da un lato, classificare le travi esistenti, quindi misurando la coppia di serraggio, darci un riscontro di quella che è proprio la classe della nostra trave esistente, quindi poter poi fare dei calcoli corretti e coerenti con quello che è il progetto. Dall'altro mi consente anche di fare una verifica in situ quando vado a installarli, e se l'operatore nel momento in cui va a dar coppia al connettore, sostanzialmente questo non prende sfiletta, ci si accorge sostanzialmente che la trave sotto ha qualche problema, potrebbe essere marcia o per qualche infiltrazione di acqua che non è stata vista, oppure anche proprio per qualche attacco di xilofago, quindi la trave, nonostante possa sembrare perfetta, in realtà poi dal punto di vista strutturale non ha le caratteristiche idonee, e questo consente proprio di avere un allarme molto semplice e immediato, un feedback rapidissimo, di dover intervenire in maniera urgente su quella trave. Il prodotto è stato testato presso l'Università di Padova. Come potete vedere anche a fine test il rifolamento del connettore è veramente molto basso, e questo ci consente di avere veramente delle caratteristiche poi finali del prodotto, dell'impalcato, veramente interessanti. Come dicevo, l'installazione è molto semplice, viene utilizzato un normale avvitatore impulsi per poter essere installato, viene posata la rete elettrosaldata e poi fatto il getto come un normale getto sostanzialmente. Ricordo anche che poi sul nostro sito potete scaricare il programma di calcolo per i nostri ancoranti e per le nostre viterie. Questo è un po' il panorama del prodotto per il mondo del legno. Perfetto, allora io la ringrazio per averci un po' Grazie a anche voi. chiuso questa parentesi dedicata al legno, prima con il caso studio, poi con l'approfondimento del sistema e poi appunto con un argomento molto, molto importante come l'attacco a terra e quindi con la corretta progettazione, soprattutto con il corretto utilizzo di un all down studiato appositamente proprio per questa funzione.